Inizia con un successo la corsa alla Serie D della Pro Favara. Nella prima gara giocata in trasferta, la formazione di mister Catalano in tribuna per l'immeritata squalifica combinata dall'arbitro nella partita di Coppa Italia con la Nissa ha battuto nettamente il Geraci Siculo con un secco 3-0. In panchina a guidare i gialloblu l'allenatore in seconda, l'ottimo Gianluca Mancuso, che ha gestito con professionalità l'evolversi della gara. Una vittoria più che meritata per la Pro Favara, che va in vantaggio già nel primo tempo grazie a un rigore trasformato dal centravanti Antonio Cannavò. In apertura di ripresa arriva il raddoppio con Maximiliano Lucarelli. Pochi istanti prima del triplice fischio dell'arbitro arriva la terza rete con il difensore del Geraci Bressan che insacca nella propria porta. Ma è stata una partita a tratti bella, perché siamo stati capaci di far camminare la palla, di spostare la palla in maniera veloce e siamo stati bravi poi quando abbiamo creato gli spazi di attaccarli e giocare praticamente verticalizzando, e siamo stati bravi anche a chiuderci e a non far ripartire la squadra avversaria, che comunque sapevamo che era una squadra che effettua nel campo una grande pressione, che fa del pressing della pressione la loro arma vincente. Sono ragazzi che si muovono bene. Il mister dall'altro lato ha cercato, cambiando modulo più volte, di cercare di contrastarci, però dall'altro lato ha trovato appunto una squadra che durante la settimana, un gruppo forte, un gruppo che si sta formando, un gruppo coeso, che nonostante il così poco tempo già praticamente sono veramente un gruppo importante. La mia sensazione è stata che era difficile sbloccarla una volta fatto, 1-2 micidiale, fine del primo tempo, grande punizione del Lucarelli alla ripresa, secondo tempo potevate dilagare. Questo sarà il tema di tutto il campionato. Le squadre sanno che abbiamo un organico importante, sanno che durante la settimana proviamo tante soluzioni, tanti moduli, e quindi ci aspettano tutti, e noi dobbiamo essere bravi nel cercare di farli prima giocare, prendergli le misure e poi controbattere. Oggi l'abbiamo fatto in maniera egregia, si sono viste, come ho detto prima, delle cose importanti veramente, perché poi alla fine c'era una circolazione di palla veloce, siamo andati da destra a sinistra in maniera veloce, e soprattutto abbiamo attaccato gli spazi che abbiamo creato alle spalle della loro difesa. Fuori casa non è mai facile vincere, abbiamo dato continuità a quello che abbiamo fatto in Coppa. Siamo stati compatti, abbiamo lottato su ogni pallone, e poi credo che alla lunga la qualità della squadra è uscita e abbiamo fatto l'1-0, poi il 2-0 e poi il 3-0. Un 1-2 micidiale tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo tempo, che poi ha tagliato le gambe agli avversari, e il secondo tempo è stato senza storia. Potevate dilagare? No, lo sapevamo, ti ripeto, non è mai facile andare fuori casa e vincere. Noi siamo stati compatti e quando abbiamo sbloccato la partita poi è venuto più in discesa tutto. È stata una partita molto dura, sapevamo che era una squadra tosta, infatti all'inizio abbiamo sofferto i primi 10-15 minuti, poi siamo usciti da squadra, quello che siamo.